La vendemmia 2011 noi l'abbiamo cominciato il 18 di agosto, è stata una vendemmia anticipata dovuto al caldo, noi siamo partiti con i Pinot Grigi, gradazioni molto buone e abbiamo sempre vendemmiato metà giornata partendo dalle 6 a mezzogiorno. Quest'anno abbiamo lavorato moltissimo col ghiaccio secco. Il ghiaccio secco è un prodotto che si lavora a meno 80 gradi per mantenere i profumi e quindi siamo andati avanti a scalare. Dopo del Pinot Grigio abbiamo fatto il Prosecco, che noi abbiamo già un 5 ettari. Poi siamo partiti con altre varietà a scalare del Sauvignon, dei Chardonnay e dei Tokai. La produzione quest'anno è stata molto bassa, gradazioni alcoliche abbastanza elevate, si partiva da 11 gradi e mezzo all'inizio, i primi Pinot Grigi, per arrivare poi ai 13 gradi. Abbiamo anticipato per non avere vini molto alcolici. Siamo in fase ancora di vendemmia sui vini rossi e quindi praticamente stiamo vendemmiando già i Merlot, abbiamo cominciato qualche Refosco, qualche Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, un po' in generale. La nostra azienda quest'anno ha avuto una parte in collina su nel Coglio, qualche appezzamento dove abbiamo avuto la grandine, quindi ci ha un po' penalizzati, però il clima poi ci ha confortato nella vendemmia. Infatti la vendemmia sta andando avanti molto bene, le temperature sono molto buone, l'importante è stato per noi solo partire presto la mattina dalle 6 fino a mezzogiorno. Io penso che le qualità adesso vengano fuori profumi molto buoni, specialmente i Tokai, Sauvignon che sono stati un po' anticipati, i Pinot Grigi anche, direi che siamo molto contenti. Sicuramente quest'anno sarà una grande annata di vini rossi perché il clima ci ha confortato in questo, abbiamo belle strutture e quindi praticamente i dati analitici sono molto confortanti. Le gradazioni dei vini rossi sono abbastanza elevate, quindi direi che qualche varietà l'abbiamo anticipata perché ultimamente il mercato non vuole avere vini molto alcolici. Sono molto soddisfatto, le produzioni sono state molto basse per scelta aziendale e un po' dovuto anche al clima di quest'estate, anche il clima invernale e quindi noi praticamente siamo quasi tutte le varietà sotto, ben minimo sotto il disciplinare. Penso che insomma ci darà belle soddisfazioni. Il TR Blu è il nostro fiore all'occhiello della produzione dei vini rossi, è un progetto diciamo, che abbiamo iniziato tantissimi anni fa, la prima produzione l'abbiamo fatta nell'85, perciò sono quasi 30 anni che produciamo il TR Blu. È un progetto che ci siamo basati su due valori molto importanti, di cui uno è il suolo, si trova diciamo, sulla collina di Rutas, perciò è un suolo di origine diciamo, marina, perché sono dei sedimenti marini, noi in Friuli la chiamiamo ponca, e poi l'altro fattore importante è l'età media dei ceppi che ha questo vigneto, diciamo un vigneto che ha oltre 40 anni, perciò è molto importante perché le radici delle piante riescono a trasmettere tutte le caratteristiche del suolo. Ecco, TR Blu è il nome del vigneto, abbiamo battezzato con questo nome il vigneto perché il tipo di terra è leggermente diciamo, sul bluastro. Tiare in friulano sappiamo benissimo cosa vuol dire terra, blu appunto da questo colore del terreno. TR Blu, noi ci teniamo tantissimo a questo vino perché curiamo tantissimi dettagli per riuscire a ottenere questo prodotto, rese basse, il frutto deve essere ben maturo e poi ci sono tantissimi dettagli anche in vinificazione, è un vino che teniamo in particolare, ma quelli più richiesti sono quelli internazionali, il Merlot, il Cabernet Sauvignon, però noi stiamo promuovendo molto i vitigni autoctoni, di cui appunto il Refosco del Peduncolo Rosso e lo Schioppettino. Ecco, questi sono i due vitigni secondo me più tipici del Friuli, e noi cerchiamo in tutti i modi di promuovere questi due.
chi vuole bere il territorio, chi vuole bere la qualità, è disposto a bere anche vini che non conosce. Secondo me tutti i mercati che sono alla ricerca della qualità possono essere interessanti per questi tipi di prodotti autoctoni. In Friuli viene consumato quasi esclusivamente vino locale, perciò i vitigni autoctoni vanno molto bene, sono molto richiesti. Chiaramente quando andiamo fuori dal Friuli diventa più difficile, però ad esempio il Refosco del Peduncolo Rosso è già un vino abbastanza conosciuto, soprattutto in Italia. Ecco.